Torniamo in diretta su Verona Economia, lasciamo un attimo da parte l'agricoltura, torneremo nel corso della puntata a parlarne e parliamo di attualità. Insomma, soffiano venti di guerra, lo sappiamo, la tensione tra Russia e Ucraina si è alzata notevolmente nelle ultime ore. Il Corriere della Sera in questo momento dice Ucraina, NATO, ci attendiamo un attacco russo su larga scala, in allerta 100 jet e 120 navi. Putin dice Kiev minaccia nucleare per Mosca. La Repubblica ancora più grande mette in evidenza questo titolo: truppe russe Donetsk e Lugansk, Putin lancia la sfida sui confini delle repubbliche del Donbass. La NATO, Mosca pronta all'attacco su larga scala, e da Berlino stop al Nord Stream 2, quindi questo è un problema chiaramente anche per i rifornimenti di gas. Siamo tornati spesso a contattare il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che quei territori li conosce molto bene e quindi questa sera è di nuovo con noi. Benvenuto consigliere. Allora, in questo momento non sentiamo l'audio, proviamo a vedere di risolvere la questione, non so se magari è da regia oppure è un collegamento magari... Ecco, perfetto, adesso funziona. Okay. Dicevamo, dobbiamo iniziare a preoccuparci seriamente, consigliere Valdegamberi? Ma io credo che dovevamo preoccuparci già da tempo, perché quando, quella del 1990, c'è stata la caduta del muro di Berlino e i fatti che ne sono seguiti, e c'è stato l'impegno di non ammettere nella NATO, di non allargare la NATO oltre la Germania, oltre la linea dell'Elba. Da allora la Russia era debole e nonostante questo impegno assunto tra la Russia e la NATO, e poi c'è stato un progressivo allargamento con l'ingresso di sempre nuovi paesi, fino ad arrivare adesso all'Ucraina, alla previsione dell'ingresso dell'Ucraina. E questo è stato solo, diciamo, la goccia per traboccare il vaso. E per i russi l'Ucraina è qualcosa di particolare, è Russia per loro, perché tra l'altro, se noi studiamo la storia, noi pensiamo all'Ucraina come un paese diverso, ma ci dimentichiamo che la Russia è nata in Ucraina, il primo regno. I primi regni russi sono nati sulla scorta delle immigrazioni dei Rus, che erano i vichinghi scesi lungo il fiume di Dnieper, che navigavano lungo il fiume fino ad arrivare al Mar Nero, e lì hanno fondato le prime comunità, la prima identità russa, è nata in Ucraina la prima identità russa. Quindi parlare di Ucraina e Russia non significa parlare di due stati, è un'astrazione che è avvenuta solo recentemente, è come parlare di Veneti e Lombardi. Tra l'altro è una popolazione molto mescolata anche dal punto di vista etnico, e ci sono tantissimi ucraini che sono di etnia, sono russi, parlano il russo, ci sono province come quelle più a oriente dove sono una grande maggioranza russa, ma anche le altre la presenza russa è un po' ovunque, quindi significa portare nella NATO introdursi nelle vicende locali da parte di una forza internazionale, viene visto dai russi come un atto di aggressione. Veniva visto nel passato finché si avvicinavano sempre di più alla Russia, ma l'Ucraina non possono permettersi di farlo appartenere alla NATO. Questa considerazione non la faccio solo io, l'ha fatta già tempo fa un illustre stratega, diciamo Kissinger, che oggi ha 99 anni, la ripete e ripete esattamente gli argomenti che io sto sottoponendo a voi. Ecco, bisogna sempre mettersi dall'altra parte della barricata per capire i bisogni degli altri, portare a pochi chilometri a pochi minuti da Mosca i missili. I russi la percepiscono come una minaccia, come un modo per aggredire la Russia, e quindi io credo che l'ingresso della NATO deve essere totalmente escluso e si doveva mettersi intorno a un tavolo già da tempo. C'erano gli accordi di Minsk che prevedevano una sistemazione, un accordo generale per come si risolve il problema del Donbass, di quelle aree lì, di quelle due regioni dove c'è stata la guerra, dove secessioniste, e a maggioranza, tranne maggioranza di popolazione russa. Bisognava mettersi attorno a un tavolo dove era prevista delle forme speciali di autonomia, ma né l'Ucraina e tantomeno i suoi suggeritori hanno mai voluto mettersi attorno a un tavolo e cercare di una soluzione. A questo punto c'è stato il colpo di mano da parte di Putin, ma era da aspettarselo. E qui vediamo anche dall'ANSA, dice l'ONU, lancia un allarme, rischio di un grande conflitto è reale. Aperti alla diplomazia per quanto riguarda il fronte russo, l'Ucraina, confini non cambiano, insomma c'è una prova di forza. È in corso una riunione d'urgenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU che sottolinea che appunto il rischio è grande. Le conseguenze, al di là di una guerra che non vogliamo neanche prendere in considerazione, consigliere, perché le conseguenze sarebbero devastanti, probabilmente anche la stessa Russia non ha
diciamo, l'interesse ad avviare un conflitto. Ma le conseguenze dal punto di vista economico per l'Europa sono pesanti, perché intanto la Germania ha Guardi, annunciato di chiudere il Nord sì, Stream 2, il gasdotto, rischiamo di sì. rimanere senza gas, senza energia. No, le conseguenze le stiamo già pagando adesso, ancora prima che cominci, ancora prima che scoppiasse la crisi. Noi siamo un'Europa che dipende per il 50% dal gas russo e ovviamente dobbiamo sempre chiederci a chi giova tutto questo, chi è che ne trae vantaggio, perché di solito un mio professore diceva ancora ai tempi dell'università che ci sono sempre dei fini dichiarati, sono quelli che si dichiarano come nobili, umanamente nobili, eccetera, ma poi il mondo si muove attraverso il raggiungimento di fini realmente perseguiti. Fini perseguiti, scusate che sta col telefono, Nessun problema. fini perseguiti, e quindi sono quelli che si vogliono raggiungere veramente. E allora, guardiamo in questi tempi. Ieri ho letto un articolo dove c'è una società americana che annuncia che non ha mai fatto tanti profitti come ora. C'è qualcuno, il gas americano che veniva liquefatto, portato da noi, costava il doppio di quello russo, adesso diventa competitivo, adesso bloccando il flusso dalla Russia, il gas americano sta per essere venduto, le quotazioni aumentano di gran lunga rispetto a prima e sta facendo affari d'oro grazie a questa crisi. E noi siamo sempre nel mezzo, noi che abbiamo fatto una politica molto superficiale dal punto di vista energetico, ci avvertiva ancora tanti anni fa Enrico, sì, ci avvertiva ancora molti anni fa, tutto il nome adesso, Beh, il fondatore dell'ENI, che poi era stato Mattei, Enrico Mattei, che Mattei. poi è stato ammazzato. Enrico Mattei, lui diceva che l'indipendenza di un paese sta sulla dipendenza energetica ed è il motore principale dello sviluppo. E questo ci ha dato come lezione, ma non abbiamo imparato molto, perché noi siamo un paese che dipende geneticamente e fortemente dagli altri, quindi siamo un paese che non ha pienamente la sovranità, poi la sovranità non ce l'ha neanche per tanti altri motivi. E quindi ora viene fuori che noi dobbiamo pagare il gas molto più caro quello che le pagano gli Stati Uniti, molto più caro quello che le pagano anche il resto dell'Europa e tutta l'energia più cara, quindi vuol dire perdere competitività come sistema paese, significa mettere in crisi la nostra produzione, mettere in crisi il sistema stesso. Cioè, quindi queste cose qua, siamo qua che parliamo di transizione ecologica quando ci manca ancora l'oggetto della transizione che è l'energia. Cioè, veramente è assurdo. E tra l'altro lei è consigliere regionale, chiudiamo con questo, sappiamo quanto questi prezzi altissimi dell'energia pesino a una regione come la nostra che fa dell'industria il suo cavallo di battaglia, soprattutto quella manifatturiera, per cui anche in ottica Regione Veneto questa situazione grava e di molto. Ma certamente, e poi c'è anche, si va verso sempre di più anche il mercato dell'energia in mano a dei grandi operatori, dei monopoli. Pensiamo in Italia abbiamo tantissimi piccoli gestori e che stanno cadendo non solo in Italia, ma anche in altri paesi dell'est, ma anche in Inghilterra, stanno cadendo come birilli perché non sono in grado di garantire le forniture, dare garanzie bancarie per le forniture e in più di fronte della vendita non trovandosi garantiti dalle aziende che stanno appunto cominciando a non pagare le bollette, c'è un effetto domino che rischia veramente di mettere in crisi tutto il mercato e cambiare e portare anche alla eliminazione di tantissimi operatori e alla concentrazione dell'energia in poche mani che sono le mani, e forse c'è qualche anche regia che può arrivare a questo. E nelle mani di chi? Di chi ha delle banche che hanno la possibilità di dare le garanzie e delle società stesse di produzione del gas o attraverso loro finanziarie e emittenti finanziarie le quali possono garantire se stesse e quindi abbiamo veramente un venir meno di democrazia che si va sempre verso di più degli oligopoli del mercato per non dire dei monopoli e questa sarà la grande trasformazione che si attuerà al seguito di questa crisi. Insomma, speriamo davvero che il clima si possa rasserenare per tutto quello che ci siamo detti anche in questo spazio, consigliere. Ovviamente terremo monitorata la situazione, se sarà il caso la ricontatteremo anche nei prossimi giorni. Io vorrei lasciare io abbastanza sono fiducioso che Sì. Alla fine la guerra non la vuole nessuno, lo scontro non la vuole nessuno. C'è stato un braccio di ferro, non mostrare i muscoli ed io ho capito anche la posizione russa perché loro effettivamente non potevano accettare le prospettive di una politica che andava sempre nel maggiore isolazionismo
isolamento, più volte hanno detto cerchiamo di parlare con l'Occidente, l'hanno esclusi da tutto, la russofobia, loro si sono rivolti verso est, hanno guardato verso l'Asia, hanno guardato verso la Cina, però loro vogliono guardare all'Europa e essere parte integrante dell'Europa. Noi abbiamo fatto di tutto per isolarli, per metterli all'angolo, per colpevolizzarli, e ora stiamo raccogliendo un po' le conseguenze di questo. È un po' una reazione di sopravvivenza. Quando tu vai in casa di uno e lo aggredisci, è chiaro che reagisce. Siamo arrivati troppo vicini, siamo entrati dentro la loro casa, dovevamo stare più lontani e trattare con loro in maniera paritetica e anche nel loro e anche nel nostro interesse. È quello che è mancato da parte nostra. Grazie consigliere per essere stato con noi questa sera e le auguriamo un buon proseguimento di serata e a presto. Grazie a tutti voi. Noi adesso lasciamo spazio al GR e poi un nuovo ospite, tra poco.